tutto l'elenco dei gazebo di questi prossimi 2 giorni. Dove potrete andare a firmare per i 5 referendum più il sesto che verrà oggi quello sul reato di immigrazione clandestina clandestina, a grande richiesta, perché devo dire che abbiamo anche una linea diretta per chiedere qualsiasi tipo di informazione sui referendum, e ricordiamo il numero che è 02 66 234 234, numero al quale potete chiamare per qualsiasi tipo di informazione, dove è il gazebo, come faccio a firmare, perché mi raccomando portatevi il documento di identità valido, ecco, e tanti chiamano a questo numero, dicevano ma sul reato di immigrazione clandestina, cioè, niente, da domani parte la raccolta firme ai nostri gazebo, poi dalla settimana successiva anche in tutti i comuni d'Italia. Certo. Allora, stavamo un po' commentando il primo piano, perché il primo piano non può che essere il numero e l'emergenza sbarchi. L'emergenza sbarchi, che non è casuale l'emergenza sbarchi, perché ricordiamo che da ottobre è partita questa operazione Mare Nostrum, costosissima. Sì, è un costo costosissima, di parecchi milioni di euro che in una situazione paghiamo noi e in una situazione economica come l'attuale obiettivamente non trovano giustificazione, o perlomeno potrebbero essere impiegati in modo più costruttivo ai fini di dare un po' di ossigeno alla nostra economia. Che non trovano riscontro neanche in nessun altro paese europeo, che costiero, cioè nessuno ha... Soprattutto l'Europa è latita anche in questo caso, ha scaricato il problema sui paesi rivieraschi, cioè però siamo l'unico che fa una cosa del genere, voglio ricordare. La Spagna si è difesa in un modo decisamente diverso, noi abbiamo questa conferma della nostra ospitalità, che forse in questo caso... Sai che sono ormai 60.000, sentivo l'altro giorno, c'è un record, abbiamo un ascoltatore già in linea, pronto? Sì, pronto, sì, sono buonasera. Roberto. Sì, volevo proporre, per le pensate della pena di morte al referendum, le galere per me sarebbero mezze vuote. Ma no, non ho capito bene. Abbiamo... direi che abbiamo però degli altri... Sì, ci sono delle altre priorità. Forse ci fosse anche solo la certezza della pena, io dico. Sarebbe già qualcosa sarebbe sicuramente meglio, perché visto che abbiamo qua ospite anche un avvocato, sì, che ha dei problemi tecnici in questo momento. Sì, con la cuffia, ma fa niente, con l'avvocato Vecchi spesso abbiamo parlato insomma del sistema anche giustizia, e gli avvocati lo toccano ogni giorno con mano, ci fosse la certezza del diritto e della pena, non ci sarebbe bisogno di assolutamente altri sistemi. Poi diciamo che la pena di morte, anche nei paesi che l'hanno adottata, è oggetto di profonda discussione. Allora, ci fosse l'ergastolo poi, e uno si facesse almeno l'ergastolo, invece sai che negli ultimi 2 anni abbiamo avuto praticamente 4 semi-indulti, svuotacarceri, certo. Chiamiamoli come lo chiamiamo, quindi siamo proprio neanche alla BC del diritto. Ma poi, voglio dire, noi abbiamo per tradizione un sistema giudiziale che ha bandito la pena di morte. Già Beccaria, con la sua dei delitti e delle pene, aveva posto in evidenza la profonda inumanità della pena di morte. Ora, comunque diciamo che di fronte a quella che è questa emergenza, direi che non è quella la soluzione. Allora, questo nuovo referendum che partirà da domani, tra l'altro, visto che prima stavamo parlando anche di paesi europei, in numerosi altri stati europei vige il reato di immigrazione, esatto. Certo. Quindi, tra l'altro, una norma che è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, ti ricordi? Sì, certo, ma poi soprattutto era una norma che serviva per rendere più facile l'espulsione. Nessuno si illudeva, e soprattutto non era questa la finalità con l'introduzione di questo reato,
di riempire le carceri. Non c'è nessuno in carcere per questo reato. Certo, di extracomunitari, che povera gente, hanno i loro problemi al loro paese, non li avrebbero certo risolti qui in Italia finendo in galera. E che solo... Grillo, il Movimento 5 Stelle, che hanno detto ma no, non serve, tant'è vero che è grazie a loro poi che è stato abrogato il reato. Invece serviva perché aveva come conseguenza l'applicazione, l'accertamento di questo reato, l'applicazione dell'espulsione effettiva, perché spiegavo, qua l'Europa ha fatto altri danni, dice ma no, ma tu non puoi espellere subito uno, eccetera, devi invitarlo più di una volta ad andare via, certo, questa è la procedura amministrativa, esatto. Si sa che va via. Sì. Quindi questo sistema del reato di immigrazione clandestina invece è quello che permette subito l'immediata effettiva. Soprattutto come eseguita dal potere costituito, dalle forze dell'ordine. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sono Gigi in macchina. Buonasera, guarda, non si distraga. Si fermi. Va bene, adesso appena posso lo faccio. Senti, solo una domanda perché mi sono collegato in questo momento. Sì. Sul reato di clandestinità sono d'accordissimo, se lo potessimo reintrodurre sarebbe il massimo, però la domanda è questa, sui fatti di Roma, io in questo periodo sto postando una serie di concetti e sto cercando di capire come mai esistono dei giudici che autonomamente, secondo me no, vanno a indagare sui nostri amici indipendentisti veneti, fanno le intercettazioni, fanno i blitz, tutte le robe di questo genere sul reato di opinione e su poi un presunto tank, eccetera, eccetera. Tanco, ok. E gli stessi giudici che dovrebbero agire con l'obbligatorietà della pena, dell'azione penale, tutte quelle robe lì che io non sono bravissimo, invece non prendono iniziative per fare le stesse cose contro o Carogna o come cavolo si chiama e tutta quella gente lì non fanno indagini, non fanno niente e aspettano che il ministro degli interni li denunci, perché ecco io non riesco a capire. Di peggio, vada a trattare. Ma questo, guarda, è una vergogna, con questa gente, vergogna, capisci? Perché sono stati presenti i nostri politici durante tutto la cosa, sono andati anche a premiarli, anziché stare via sono stati lì a sentirsi. A me l'inno d'Italia non piace, ma sono stati a sentirsi l'inno d'Italia fischiato da metà dello stadio. È una vergogna. Poi parlano di Berlusconi e delle sue battute, ma loro stanno lì presenti, eccetera, eccetera. No, la mia domanda era, ma com'è possibile che questi giudici che non vogliono nessun indirizzo da parte di governi e degli altri si possano permettere, e secondo me sono stati imboccati dal governo o da altri, ad agire nei confronti degli indipendentisti, invece non fanno la stessa cosa contro questi gruppi armati. Io credo che l'unica rivoluzione in Italia è possibile se gli blocchi le partite di calcio a questo punto, come hanno fatto in Uruguay, in Paraguay, non so dove. Sì. La risposta gliela do, è una risposta tecnica, è il concetto di obbligatorietà della pena. Di obbligatorietà dell'azione penale. Noi non abbiamo la possibilità nel nostro ordinamento di scegliere che il Presidente dell'ufficio giudiziario scelga quali reati perseguire piuttosto che altri. Il numero di reati è enormemente alto, non è possibile perseguirli tutti. Ogni magistrato può scegliere autonomamente quale reato perseguire, assumendo che lo deve perseguire perché la persecuzione di quel reato è obbligatoria. Di fatto l'obbligatorietà della pena si traduce in una situazione come quella italiana nell'arbitrarietà della scelta del reato da perseguire. Poi le valutazioni politiche le lascio agli altri. Allora, abbiamo un altro ascoltatore però in linea. Pronto? Pronto, buona Padania. Buona Padania, lei. La mia domanda è: perché se dei napoletani allo stadio fischiano l'inno nazionale sono disagiati e se lo fa una persona che abita nel nord Italia è un razzista, primo, e soprattutto non è italiano, secondo un determinato punto di vista politico. Seconda cosa, ma perché ci sono delle persone, purtroppo io ero già a Pontida e non sono riuscito a beccare quello che di ieri sera di La 7, quello che praticamente andate a intervistarci. Ma perché noi quando ci fanno una domanda sull'immigrazione dobbiamo rispondere a questi rossi che poi rossi non sono? Con voi si fa prima ad ammazzarvi e dopo si parla. Io capisco i 2 bicchieri di vino, però ragazzi un minimo di coerenza è quello che cercano. Quella persona potrebbe essere stata mio padre,
però ripeto, mai scendere con questa violenza lessicale, è quello che cercano. Già ci danno dei bifolchi, e poi dei bifolchi anche ignoranti, sinceramente non mi sembra il caso. Comunque sia, buona campagna a tutti. Grazie. Grazie. Sì, Su questi servizi però vengono sempre un po' costruiti, manipolati, certo. Perché a me non mi ha mai intervistato, da 20 anni che vi faccio tutte le manifestazioni, mai intervistato. Vabbè, allora abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, sono in linea io. Sì. Salve. Sì. Buona Padania. Buona Padania, mi chiamo Giovanni da Monza. Senta, per quanto riguarda il discorso dell'immigrazione, volevo fare una considerazione con l'avvocato, perché io sono stato in Libia e ho passato tutta la costa da Bengasi fino a Tripoli. Onestamente non ho visto gente che aspettava di essere imbarcata o quant'altro. Ci sono invece delle organizzazioni che obbligano le persone ad imbarcarsi, e dietro questo ci sono delle organizzazioni internazionali. Quindi non ho visto giornalisti che fanno, perché basterebbe mettere dei giornalisti a fare dei report e vedere da dove parte questa gente. Non ce n'è neanche uno, perché come ben sappiamo qualche anno fa qualcuno ha fatto una brutta fine avendo scoperto delle cose che scottavano. Quindi quello che chiedevo mi sembrano delle cose abbastanza visibili, impossibile che non se ne accorga nessuno di queste robe qui. Cioè, stiamo qui a bloccare la barchetta che arriva e poi ci sono dietro degli interessi che vanno al di là dell'immigrazione di questa povera gente, che alcuni addirittura con cui ho parlato là non hanno nessun interesse a venire da questa parte, stanno bene al loro paese. Questo è quello che volevo dire. Ti ringrazio. Grazie a te. No, su queste organizzazioni qua veramente non mi possono prendere in giro dicendo abbiamo arrestato l'egiziano, piuttosto che quello è quello che guida la barca, però è la punta di un iceberg, perché i trafficanti di esseri umani sono lì, che operano dai paesi di partenza, e quella è, come dice l'ascoltatore, tutta un'organizzazione che andrebbe proprio smantellata. E poi volevo dire una cosa: gli scafisti che vengono arrestati non stanno più di 4 giorni di media in galera, ecco. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto? Sì. Buonasera, buona Padania. Buona Padania a lei. Volevo dirle, non le sembra che invece qui in Italia ad orologeria, giudici fanno scoppiare gli scandali? Vedrà che adesso sotto elezioni sulla Lega farà scoppiare qualche altro casino. Padania libera. Questa è una convinzione di molti, evidentemente ci saranno degli elementi che portano a questa convinzione. Come diceva il segretario federale, cioè nel senso, stiamo attenti, aspettiamoci, perché io ho visto che la Lega sta raccogliendo molto consenso e ovviamente fa paura per le sue idee, per le battaglie che porta avanti, quindi insomma vediamo e speriamo di no. Abbiamo un altro ascoltatore, pronto? Eccomi, pronto, sì, buona Padania. Una considerazione e una domanda. La considerazione è: ieri sera ho visto Renzi sulla 7 e ho sentito settimana scorsa, quando non sanno cosa rispondere tirano in ballo la menata che loro non vogliono che tutta questa gente muoia, come se noi volessimo farli morire. Cioè è proprio, vanno a scuola di comunicazione per imparare a dire le stesse cose. Ieri sera, l'altra settimana, addirittura Alfano si è presentato con le fotografie di uno crocefisso che abbiamo visto tutti in Siria, facendoci voler credere che quelli che arrivano sono tutti siriani, crocefissi, sono cristiani. Io sono cristiano. Pensa che siamo scemi, vedendo quelle persone che arrivano spesso sono neri, subsahariani, che non provengono da paesi dove non sono neanche in guerra, tutti ragazzotti giovani. Se uno scappa dalla guerra porta via la famiglia soprattutto. Perciò, caro Alfano e caro Renzi, non siamo deficienti. Questa è la prima cosa che voglio dire. La seconda, chiedo all'avvocato: se io faccio il palo a qualcuno che sta facendo una rapina, io vado nei guai, giusto? Certo. Ecco, perché lo Stato italiano che fa il palo agli scafisti, facendoli guadagnare, perché prima li fa guadagnare e poi dopo porta via questa gente, poi ce li porta qua inventando tutte le balle. Però intanto la mafia ha guadagnato, perciò loro stanno incentivando. Non è che la mafia non sta guadagnando, stanno guadagnando. Allora lo Stato italiano sta facendo il palo, perché nessun magistratone interviene? Questa era la mia domanda. Grazie, buona Padania. Volevo darle 2 risposte. La prima, la persecuzione soprattutto per motivi religiosi è sicuramente
un motivo più che fondato per richiedere asilo politico e quindi avere lo status di rifugiato e quindi non avere lo status di clandestino. Posso dire una cosa però su questo punto? Perché si parla di siriani, eccetera, eccetera, la guerra, però quando Alfano è venuto alla Camera a relazionare, no, sugli sbarchi e ha citato le nazionalità più numerose, i siriani non c'erano in queste nazionalità. Quindi, cioè, sì, no, come dice la signora, non è che siamo stupidi, Certo, ma era un caso eclatante. Un'altra cosa che invece io mi sentirei di evidenziare è che lo scafista che viene arrestato, quando viene arrestato, gode di assistenza giudiziale. Vuol dire che c'è un avvocato che lo difende. E il risultato che ottiene da questa difesa, quello che mi hanno riferito, io non ne ho conoscenza diretta, è la scarcerazione in media in 4 giorni. Mi viene quasi da dire che forse esiste un'organizzazione qui in Italia che fornisce un'assistenza anche giudiziale a questi scafisti, che sono l'ultimo anello dell'organizzazione che poi porta... Che rimane nel paese di partenza del barcone. Ma forse ha qualche diramazione anche nel nostro paese. Abbiamo le ultime 2 telefonate. Pronto? Pronto? Sì, pronto, è in linea, in diretta. Ci sente? No. Pronto? Sì, pronto. Eccoci. Sono Romeo Di Macherio, buona Padania. Buona Padania. Anche a te. Allora, io mi riferisco a 2 o 3 telefonate fa di quel signore che diceva che i giornalisti perché non vanno a fare certe indagini e a scoprire certe cose da dove partono gli immigrati. Per lo stesso motivo che io sono mesi che sto chiedendo a questa radio e ad altre persone, altre radio, altre televisioni, che fine ha fatto quella nave carica di veleni arrivata dalla Siria che doveva sbarcare al porto di Catanzaro per poi essere imbarcata su una nave americana ed essere smaltita nel Tirreno, oppure perché non vanno ad indagare sulla Terra dei Fuochi, dove nel 97 l'allora ministro degli interni, signor Napolitano, ha nascosto tutte le carte per non far sapere niente a nessuno. Perché non vanno a indagare questi invece che indagare sulle stupidaggini che vanno a tirar fuori? Facciamo parlare il secondo ascoltatore e poi diamo una risposta. Pronto? Salve, sono Alessandro. Anche in Sardegna siamo invasi da sta gente, praticamente adesso vogliono chiudere la scuola di polizia penitenziaria a Monastir e mettere loro. Cioè ci stanno mettendo al punto che gli italiani debbano emigrare in quanto loro hanno preso il sopravvento su... È una cosa artefatta, secondo me, vogliono destabilizzare completamente il paese, non so per ridurlo ai livelli della Grecia, secondo me comunque ci sta qualche obiettivo criminoso da parte delle altre sfere, credo. Comunque voi la colpa di chi è la colpa? La colpa è del governo, della maggioranza, di chi insomma dovrebbe intervenire e non lo fa. Le colpe sono tante. Comunque signore, l'ultimo ascoltatore sardo ha una fortuna, è su un'isola che è una regione che ha una tradizione indipendentista molto radicata e ha la possibilità di portare avanti, anche per questioni geografiche, una battaglia costruttiva in questo senso. Certo, con quanto riguarda le indagini di cui poi non si sa nulla, che diceva l'ascoltatore prima, si vede che non hanno avuto la possibilità di distaccare magistrati non si sa, però effettivamente un cittadino ha diritto poi di sapere come vanno a finire certe vicende. Sì, ma richiamandomi un attimo alla telefonata che a sua volta ha richiamato il penultimo ascoltatore, diceva di non aver visto immigrati pronti a partire sulle spiagge libiche, però non è certo la Lega che ha diffuso questi dati, è ormai un dato obiettivo, assodato, che ci sono dagli 800.000 al 1.000.000 di migranti pronti per attraversare il canale di Sicilia e sbarcare sulle nostre coste. Questo è un dato oggettivo che arriva da organizzazioni anche umanitarie che con la Lega non hanno nulla da spartire, quindi è un dato che deve essere tenuto per vero. Se il signore non li ha visti è probabilmente perché in quel momento erano acquartierati da qualche parte dove le organizzazioni potevano, da dove poi le organizzazioni potevano imbarcarli a scaglioni, eccetera. Questo è un dato di fatto, non possiamo nasconderci. Sì, anche perché l'hanno detto fonti anche ministeriali, no? Certo. I numeri sono stati dati proprio
nel corso delle diverse certo, addirittura Alfano ha riconosciuto questa cosa, e forse il questo primo che l'ha detto, forse lui. Questo è la miglior confessione e più piena confessione del fallimento dell'operazione Mare Nostrum, che di fatto si è concretizzata in una staffetta che vede il primo pezzo fatto dalle barche dei migranti e il secondo organizzato dalle agenzie di viaggio Marina Militare Italiana. Sì, che non so neanche quanto poi che legittimità abbia a livello europeo, proprio come operazione. Mi trovo impreparato. No, perché lo sentivo nel corso dell'audizione, perché io l'ho seguito bene Alfano, e qualcuno gli ha detto, ma insomma poi su la necessità, sulla legittimità anche giuridica di una cosa del genere a livello europeo, ma c'è un po' un punto ci avanzavano dei soldi. Ce ne avanzano tanti di soldi, come no, come no. Allora, siamo ai saluti. Avvocato De Vecchi, siamo ai saluti. Vola. Niente, il tempo vola quando l'argomento è interessante. Tornerei a trovarci presto. Lunedì sarò qui a trasmissione. Lunedì pomeriggio. È fatta, sono di turno, quindi un arrivederci a presto, è proprio il caso di dirlo ai nostri ascoltatori. Allora, anch'io saluto tutti gli ascoltatori, un buon weekend a Susanna Ambra, mi raccomando, andate a firmare i nostri gazebo questo weekend, e un bacione a tutti. Ciao, Buona a presto. a tutti, a presto.